Allora, altra location, altro ospite. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Luigi Lazzaro, che è presidente di Legambiente Veneto. Ben arrivato qui con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, quando parliamo di Legambiente abbiamo sempre delle tematiche molto interessanti che riguardano la situazione degli habitat che noi viviamo e di conseguenza anche degli impatti che questi hanno sulla nostra salute, che ai noi purtroppo degenera proprio a causa delle situazioni non felici della nostra pianura padana e delle aree che sono molto popolate del nostro territorio. È vero, Presidente? Ai noi, dati alla mano. Ai noi sì, perché le ricadute di una scarsa qualità ambientale, quindi una scarsa qualità dell'aria ad esempio, piuttosto che dei prodotti alimentari, piuttosto che delle acque, piuttosto che dei suoli, si traduce poi in costi per le famiglie, per le persone, e in costi sanitari perché dobbiamo ovviamente curarci per ristabilirci ad esempio da tutti i drammi causati dalla scarsa qualità dell'aria, piuttosto che appunto dai problemi alimentari. Questo significa poi che per le famiglie diventa complicato avere a che fare anche con i temi ambientali, perché sono sempre un problema, sono sempre un elemento così che sembra non essere così centrale nella nostra quotidianità, ma che in realtà è poi un elemento di ricadute sociali sulla qualità della vita molto importanti. Voi fate dei monitoraggi periodici in tutti i territori, fate delle azioni anche localizzate con lente di ingrandimento su Padova anziché su altre aree, poi vabbè Padova è particolarmente sfortunata come ci sono altre città nelle graduatorie dei grandi inquinamenti, per cui analizzate altri fattori di traffico, di congestione eccetera. Che cosa è emerso dall'ultima analisi che avete fatto, un po' a livello di panorama regionale? Sì, diciamo che innanzitutto noi abbiamo la fortuna di vivere in una regione che dal punto di vista dei monitoraggi ambientali, grazie all'ente regionale, ad ARPAV, che è l'ente preposto istituzione, quindi pubblico per i monitoraggi ad esempio della qualità dell'aria, abbiamo una mole di dati molto importante che viene raccolta, alle quali a noi piace aggiungere anche dei monitoraggi che facciamo noi in aggiunta, penso ad esempio alle centraline per il controllo della qualità dell'aria che molti nostri circoli posizionano nel territorio per aggiungere non tanto ulteriori numeri rispetto a quello che si monitora, perché quello che respiriamo lo sappiamo grazie alle centraline ufficiali, ma per aggiungere degli elementi, ad esempio quelli della prossimità, cioè capire se vicino a una scuola, piuttosto che in una zona densamente abitata, piuttosto che in un'area invece rurale, i dati corrispondano o meno a quelli che ci vengono presentati dall'ente pubblico. È una sorta di doppio controllo, chiamiamolo così, che ci piace fare come associazione ambientalista, e devo dire che le conferme purtroppo avvengono sempre, nel senso che difficilmente troviamo un dato positivo quando il dato ufficiale invece è un dato negativo, e la condizione che attraverso il rapporto malaria che annualmente produciamo all'inizio dell'anno con i dati dell'anno precedente e con un'analisi sui primi mesi dell'anno, che sono i mesi gennaio-febbraio, sono i mesi sostanzialmente in cui insieme a dicembre vediamo e sentiamo più che altro la qualità dell'aria più pessima anche quotidianamente quando usciamo di casa. Perché? Per questioni atmosferiche, chiaramente una pressione diversa dell'aria, chiaramente accendiamo i riscaldamenti, chiaramente il tempo è peggiore, quindi utilizziamo di più l'auto, anche quelli che magari di solito preferiscono altri mezzi. È un periodo dell'anno in cui le emissioni aumentano in maniera importante e in cui il clima e quindi le condizioni orografiche del nostro territorio fanno sì che esista una cappa di inquinanti sopra la pianura padana, in particolare nella pianura, che rileviamo anche semplicemente annusando. Certo. E i dati non sono confortanti, anche se bisogna riconoscere che nel lungo periodo, medio-lungo periodo, cioè diciamo dall'inizio degli anni 2000 ad oggi, qualche miglioramento è stato fatto. Cioè se noi ricordiamo i primi anni 2000 in cui la quota diciamo di PM10, che è l'inquinante più conosciuto, più noto, che spesso si monitora e che ha diciamo anche degli obiettivi, dei target nazionali, europei, legislativi, mentre alcuni inquinanti ancora hanno dei target un po' a rilento. Il PM10, che è quello più noto, purtroppo nei primi anni 2000 era con giornate di sforamento che superavano i 200 giorni all'anno. Giornate di sforamento significa che durante il giorno le parti in atmosfera erano superiori ai 50 microgrammi per metro cubo, che sostanzialmente è il limite stabilito dalla legge per tutelare la salute.
Tra l'altro sappiamo che l'OMS ci dice che dovrebbe essere anche meno, ecco, di questi 50 microgrammi, che è l'Organismo Mondiale per la Sanità, però la legge ha stabilito questo compromesso e nonostante sia più alto dei limiti per la salute, noi l'abbiamo superato nei primi anni 2000 abbondantemente, cioè non 35 giorni al limite, non 40, 50, 60 giorni come accade oggi, ma arrivavamo ai 200, 180, 150 giorni. Significa che abbiamo fatto qualche passo in avanti. Questo soprattutto grazie alla tecnologia. La tecnologia e l'innovazione ci è venuta in aiuto, alcuni tipi, ad esempio, penso al piombo, non si usa più il piombo come additivo nelle benzine, mentre si utilizzava nel passato, piuttosto che le innovazioni tecnologiche, in particolare nel settore industriale, che è stato il primo soggetto a restrizioni e a controlli da parte degli enti pubblici, giustamente perché l'industria e le fabbriche hanno un'emissione molto più importante di quanto un singolo cittadino possa fare da solo nella sua vita, e poi piano piano queste innovazioni hanno toccato anche la nostra quotidianità con, ad esempio, autovetture sempre meno inquinanti, nonostante non siano, diciamo, elettriche, quindi anche a benzina, ma che comunque emettono un po' meno di quanto non emettevano nel passato, piuttosto che case leggermente più efficienti, caldaie a condensazione, ad esempio, che in passato non avevamo, piuttosto che a camera chiusa invece che camera aperta. I cittadini sanno di ciò di cui sto parlando perché ci facciamo i conti tutti gli anni quando dobbiamo fare le revisioni e via discorrendo, piuttosto che altri sistemi di riscaldamento utilizzando l'elettricità e meno il gas. Insomma, abbiamo trovato un po' delle formule innovative che ci hanno permesso di ridurre. Purtroppo non è sufficiente perché le condizioni della pianura padana, lo dicevi anche tu, sono condizioni che non ci garantiscono una qualità dell'aria sana tutti i giorni dell'anno, o almeno tanto quanto l'organismo per la tutela della salute non ci consigli e non ci dica di fare. È per questo che sono arrivate nuove direttive che con il rapporto malaria abbiamo messo al centro quest'anno dell'attenzione dell'opinione pubblica, cioè degli obiettivi futuri che sono ancora più stringenti, che sicuramente saranno difficili da conseguire, ma sui quali non possiamo arretrare, non possiamo fare passi indietro, perché abbiamo bisogno di garantire a noi stessi una vita migliore, una qualità, diciamo, dell'aria più salubre e la capacità di poter vivere all'aperto anche nei periodi invernali, e soprattutto alle future generazioni, perché ricordiamo, ma basta scorrere i giornali appunto in questi mesi, che chi è la prima vittima di una scarsa qualità dell'aria sono in particolare i bambini, e abbiamo visto l'aumento dei ricoveri e degli accessi ai pronti soccorsi proprio per sintomi asmatiche piuttosto che, diciamo, difficoltà respiratorie, e ovviamente gli anziani, le persone fragili che hanno altre complicazioni per i quali, diciamo, una mancata qualità dell'aria può comportare peggioramento delle condizioni pregresse. Questo significa che dobbiamo agire in fretta perché la popolazione invecchia e quindi sempre di più saremo nelle condizioni di avere bisogno di cure mediche. E i nuovi nati, seppur pochi, ci sono e hanno bisogno di un futuro, di un paese, di un territorio in cui poter vivere, e quindi abbiamo bisogno di traguardare questi obiettivi che sono stringenti, ripeto, perché si passerà da quei oggi suggeriti dalla legge 40 microgrammi mediamente di PM10 in tutto l'anno nell'atmosfera ai 20, e quindi significa dimezzare quello che è diciamo, il dato che oggi invece monitoriamo, e si passerà a altri parametri come il PM2,5 che è ancora più Infatti stavo gravemente... pensando, esatto, il PM2,5, poi parliamo sempre del PM10, però in realtà sono entrati nel gioco altri elementi di cui si è vista la pericolosità. PM2,5 per esempio, però poi sembra che ci siano anche altre sostanze che non sono state parametrate ancora, come come il FAS, un tempo neanche si sapeva che esistesse, in realtà c'era, e c'era come, e ce lo mangiavamo. Adesso è stato parametrato e allora se ne parla, per cui magari chissà cos'altro c'è. Di sicuro abbiamo gli ossidi di azoto, i biossidi di azoto, che sono gli NOx, gli NO2, insomma, ecco, questi, la sigla magari più nota quando la vediamo scritta, soprattutto se si va a spulciare, cosa che noi suggeriamo ai cittadini, i siti ufficiali, quelli appunto di ARPA piuttosto che di Regione Veneto, per capire e comprendere quali sono i veri numeri reali, perché spesso da un lato si fa allarmismo,
ottimismo, dall'altro si canta troppo facilmente vittoria e si dice beh siamo sotto, quest'anno va meglio che abbiamo fatto solo pochi giorni di sforamento. Ecco, i cittadini hanno accesso oggi all'informazione e quindi è bene andare a vedere e anche cominciare a capire. Gli ossidi di azoto sono uno degli inquinanti che è normato, quindi che ha un limite di legge magari è meno conosciuto, è sostanzialmente tutto ciò che viene emesso dalla combustione diretta, quindi le autovetture ad esempio, quando gli ossidi di azoto sono molto elevati significa che il traffico, che è una delle fonti primarie di questo tipo di inquinamento, è ovviamente responsabile di ciò, piuttosto che altri inquinanti che possono essere invece il benzopirene, che viene dalla combustione della legna in particolare, magari è meno presente e si legge meno e non ovunque è monitorato purtroppo ancora, quindi non tutte le centraline lo possono monitorare quindi per la tecnologia, riscontrare nell'aria, viene in particolar modo dalla legna, quindi dalla combustione della legna. Lei ha toccato un aspetto molto importante, lo interrompo che purtroppo perché, in pianura padana si utilizza ancora troppo abbondantemente. Ecco, qui c'è anche un fattore culturale, perché parlando con tantissime persone, e non solo anziani, perché gli anziani sono categorici, no, non fa male, assolutamente, sempre scaldato con la legna, eccetera, anzi l'elemento è natura e quindi risulta poco credibile dare un certo tipo di spiegazione, se non con grande pazienza. Adesso sarà lei richiesta la spiegazione con pazienza, ma anche molti giovani non sono a conoscenza che effettivamente il famoso caminetto a legna, se non supportato, ci spieghi lei come, è dannoso per l'ambiente. Perché? E quindi è così effettivamente? È esattamente così, purtroppo, e parliamo della pianura padana in particolare, perché la legna sicuramente è, diciamo, un modo di produrre energia, e quindi la biomassa è un modo di produrre energia che non impatta gravemente sul cambiamento climatico, che è l'altro grande cappello, no? Abbiamo l'inquinamento dell'aria, ma abbiamo anche i cambiamenti climatici. Certo. La legna da questo punto di vista ci viene molto incontro, perché l'impatto alla CO2, l'emissione di CO2 non c'è sostanzialmente e quindi l'impatto è zero, e è positivo utilizzare la legna, utilizzata nel modo corretto ovviamente, in un'area climatica come quella montana ad esempio, dove anche l'accessibilità della materia è molto più prossima, quindi abbiamo i boschi in montagna e quindi ci si può approvvigionare e si può utilizzare la legna in un certo modo, mentre in pianura padana il rischio, proprio per le condizioni orografiche, è quello che venga a ristagnare quella che è l'emissione di legna e provoca che quando viene bruciata produce una quantità di particolato sottile, PM2,5 e PM10, molto più elevata di quanto non faccia un'autovettura, di quanto non fa assolutamente, di quanto non faccia un impianto di riscaldamento. Di legna bruciata, perché tutto sommato non è sgradevole, no? Tutto sommato non è sgradevole, anche lì se ben utilizzato, perché se viene utilizzata legna non correttamente essiccata e quindi magari bagnata, umida, l'odore non è certo gradevole come diciamo di un ciocco di legno ben diciamo, essiccato, piuttosto si usa male, non si pulisce la stufa o il caminetto e quindi le ceneri aumentano, piuttosto non si pulisce, non si prende cura della canna fumaria, che è un altro elemento importante, tutte cose sulle quali non abbiamo degli obblighi, mentre per quanto riguarda invece la caldaia di casa a metano, a gas, gli impianti di riscaldamento diciamo che abbiamo nei condomini, siamo soggetti, o anche nelle case, siamo soggetti a dei controlli periodici, a delle revisioni, oltre che a dei controlli proprio sul corretto funzionamento. Per quanto riguarda la legna invece purtroppo non abbiamo una normativa che ci obbliga a dei controlli, lo facciamo se siamo delle persone consapevoli e che preferiamo anche risparmiare, perché se il camino funziona, tira bene, usiamo anche meno legna e non ci affumichiamo la casa, però non tutte le persone hanno questa sensibilità, spesso si usano male queste attrezzature che provocano un aumento delle emissioni e questo significa creare dei grandi problemi alle persone che ci abitano intorno, soprattutto, torno a ripetere, in pianura padana. Pensi che riscaldare una casa con un camino aperto, quindi senza l'utilizzo di accorgimenti come la chiusura, i camini oggi si possono chiudere ad esempio, e questo è il primo suggerimento anche ai giovani che magari restaurano una casa, il famoso vetro che si mette davanti, perché tutela anche chi sta dentro in casa, tutela anche chi sta dentro e riduce la quantità d'aria, quindi come poi la combustione della legna viene fatta e come diciamo poi prende fuoco, quanta legna utilizzo, quindi cambiano molti aspetti. Su questo devo dire che esiste di nuovo nel nostro paese e nella nostra
nostra regione in particolare un'associazione che si chiama AIEL, che si occupa di questo proprio. Come si chiama? Associazione Italiana Energia, si chiamava Energia da Legno, quindi AIEL, oggi si chiama Energie in generale, bioenergia, insomma, certo. Quindi tutto ciò che è legato alla biomassa, e che produce insieme ad ARPAV, insieme a Regione Veneto, dei libretti, diciamo, chiamiamoli così, ecco, delle corrette regole di come utilizzare la legna, banalmente anche di come posizionare la legna quando si accende un camino, perché cambia anche, anche da quel punto di vista. Ecco che la legna certo è cultura, è tradizione, il camino non lo dobbiamo eliminare, ma dobbiamo saperlo usare nei momenti giusti dell'anno, quindi probabilmente il periodo invernale pieno, i mesi di cui parlavo prima, dicembre, gennaio, febbraio, non sono i mesi ideali per dedicarsi. Anche se fa tanto freddo, uno dice... Accendiamo un riscaldamento, insomma, ecco, perché ormai in tutte le case... Quando andrebbe essere acceso il caminetto allora? Beh, il caminetto, allora diciamo che può essere di supporto in qualche modo. Può essere un riscaldamento di supporto, certamente non il riscaldamento primario, ripeto, non in città, quindi servirebbe una regola un po' più stringente. Anche perché ci sono ordinanze nelle città che impediscono l'utilizzo. Ci sono delle ordinanze in città che tutto sommato non impediscono ma suggeriscono, e questo è il vero dilemma che noi abbiamo, cioè non abbiamo creato ad oggi un regolamento né nazionale né regionale che dica chiaramente, a chiare lettere, che è vietato ad esempio realizzare caminetti nelle nuove costruzioni. Questo potrebbe essere, la Lega Ambiente lo suggerisce da tempo, caminetti aperti, ovviamente mi sto riferendo, quindi se uno realizza o ristruttura casa dovrebbe avere l'obbligo di chiudere quel caminetto e di non mantenerlo aperto. Ecco, sono accorgimenti legislativi sui quali non siamo intervenuti e sui quali ora bisogna rincorrere. Banalizzo, un catasto dei camini. Noi non sappiamo ipotizziamo che ci siano in città degli impianti a legna, lo ipotizza anche l'ente pubblico, ma non abbiamo contezza di quanti sono stufe diciamo a pellet, piuttosto che a cippato, piuttosto che camini aperti, piuttosto che camini chiusi, perché non esiste un registro. Dovrebbe lo Stato, prima di tutto, ma se non lo fa lo Stato dovrebbe la Regione intervenire in sostituzione e realizzare questo registro dove ognuno di noi che possiede uno di questi strumenti, appunto un caminetto o un impianto, diciamo una stufa, una caldaia a pellet o a cippato, dovrebbe autodenunciarsi e registrarsi e poi essere anche aiutato nel corretto utilizzo e anche, diciamo, nella corretta manutenzione. Certo, che un'altra cosa, la manutenzione è importante. E tra l'altro lo chiedo perché dicendo lei della sua posizione autorevole e con grandi conoscenze, nel caminetto non andrebbero messe plastiche, vero? Rifiuti. Ma assolutamente, però nel caminetto si deve mettere solo la legna. Purtroppo molte persone lo fanno, certo. Si sente non dico tanto nei centri cittadini, ma fuori città, sento questo odore tipico di plastica bruciata che è cancerogeno. È uno dei motivi per cui spesso quando ci approssimiamo al 5-6 gennaio, che sono i famosi giorni della Befana, della Veccia, no? Dei roghi, dell'Epifania, sui quali ogni anno immancabilmente nasce la polemica su roghi sì, roghi no, e gli ambientalisti che sono contrari. Ecco, noi diciamo che non siamo contrari alla tradizione e alla cultura, ma che alla cultura e alla tradizione si può innovare a partire dalla consapevolezza che non si può, come si faceva una volta, buttare tutto oltre la legna all'interno di un rogo pensando che tanto non cambi niente, perché non è così, cambia tutto, cambia la qualità dell'aria, la salute delle persone, cambia la quantità di inquinamento, perché nei giorni dell'Epifania invito ad andare a vedere i valori di ARPAV direttamente, che si possono visionare in diretta in quei giorni. Sono valori che ci fanno veramente preoccupare perché assomigliano ai valori che vediamo in alcune città dell'India o della Cina. Ecco, questo in un paese sviluppato come il nostro non è possibile, non è più possibile che accada e bisogna intervenire a partire dalla tutela delle tradizioni, ma tutelando perché esse possono continuare, non perché esse debbano essere oggetto di uno scontro ideologico tra sì o no. Certo. Su questo ma poi, più che altro, bisogna fare dei passi in avanti. Certe cose, una volta che c'è la consapevolezza che mettere una plastica a bruciare libera diossine, perché questo è poi il problema, che sono cancerogene, uno ci deve pensare su, però è un fattore secondo me culturale, anche di apprendimento. Io vedo tante persone che hanno la casa, magari di una certa età, che buttano dentro tutto, fa fuoco, fa caldo.
E in realtà poi fa male alla salute di chi ci vive attorno e fa malissimo, esatto. E poi naturalmente ci sono delle categorie anche più esposte e più a rischio, tra le altre cose. Tra l'altro lei citava le città dell'India, Milano purtroppo è entrata nella grande graduatoria tra le città più inquinate a pari di Delhi, hanno detto, no? O avete fatto voi il report? Adesso no, il report, ripeto, ci sono per fortuna enti che si occupano di monitorare la qualità dell'aria e io mi rifarei sempre agli enti ufficiali per i monitoraggi. Poi ci sono tanti altri strumenti di rilevazione, oggi basta che entriamo con un qualsiasi device, un telefonino, insomma, ecco, nei siti, nei motori di ricerca, quasi in automatico ci possono dire la qualità dell'aria, però ognuno fa riferimento a delle strumentazioni che magari non sono certificate o che magari sono certificate in un paese e non in un altro, e quindi evidentemente si possono creare queste condizioni, ma comunque ecco, non mi scandalizzerei perché la pianura padana è sicuramente, insieme a alcune aree della Germania centrale e alcune aree della Polonia, che sono le aree più industrializzate, insomma, dove sono meno anche capacità di intervento, di controllo, purtroppo è così, che hanno una qualità dell'aria veramente scarsa, dovuta sia a, diciamo, la quantità, ecco, la dico così, insomma, la pianura padana, certo, orograficamente è un'area, abbiamo le Alpi, gli Appennini, siamo chiusi dentro questa scatola, diciamo, qui abbiamo solo il soffitto, se il soffitto si riempie e si abbassa con la pressione non abbiamo possibilità di uscita per quest'aria, se non grandi cambiamenti, diciamo, di venti che per fortuna ogni tanto arrivano e spazzano via. Ci sono altre aree come la nostra, appunto in Germania, piuttosto alcune aree anche più a nord, anche arrivando in Inghilterra, altre aree che hanno similitudini con le condizioni orografiche, però c'è anche da dire che qui, come in alcuni territori della Germania, che sono quelli che ho citato, piuttosto che della Polonia, c'è anche una grande presenza abitativa. 2/3 dell'abitato, del costruito in Italia sta in pianura padana, la stragrande maggioranza delle attività produttive è collocata in pianura padana, la quasi totalità degli allevamenti intensivi, per andare a dei temi, insomma, che magari spesso non colleghiamo alla qualità dell'aria, ma che invece hanno un grande collegamento, sono collocati in pianura padana. Allora, io le interrompo perché ha accennato anche il discorso degli allevamenti intensivi, che è molto interessante, sempre per fare informazione e anche quindi cultura delle persone. Ne parliamo dopo, abbiamo la pubblicità che incombe, restate con noi, a tra poco.